La nostra Bebe Vio, insieme a Federica Moracchi, porterà la bandiera tricolore a Tokyo, così come per le Olimpiadi dove l'Italia avrà in Jessica Rossi ed Elia Viviani il doppio portabandiera per la cerimonia d'apertura. Anche alle Paralimpiadi, in programma dal 24 agosto al 5 settembre, gli azzurri potranno contare su due grandi sportivi. Per Bebe un nuovo sogno si realizza. Tutta la città metropolitana di Venezia e il comune di Mogliano dove vive sono con lei. La prossima settimana Bebe riceverà il tricolore al Quirinale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il giornalista Claudio Arrigoni, uno dei massimi esperti del mondo paralimpico e grande conoscitore di Bebe, che sarà anche a Tokyo con la spedizione azzurra, commenta così ai nostri microfoni la decisione del presidente del CIP, Luca Pancalli. Fatta dal cuore e dalla testa, perché sono i due atleti che gli sono molto vicini dal punto di vista umano e personale, però questo naturalmente non può bastare. Si tratta di due atleti che con le loro prestazioni hanno scritto e continuano a scrivere pagine memorabili di sport, ha detto Luca Pancalli, presidente del comitato, per spiegare la decisione. Bebe Vio è ormai un'icona dello sport paralimpico mondiale, non soltanto italiano, anzi ha travalicato i confini dello sport paralimpico per diventare una delle ragazze anche punto di riferimento di tanti altri. Bebe Vio, campionessa olimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto individuale paralimpico, ha aggiunto: spero in questo modo di poter ispirare tante bambine e tanti bambini che vogliono cominciare un percorso nello sport paralimpico. A loro voglio dire, se hai una buona squadra e un sogno nel cassetto, puoi raggiungere qualsiasi obiettivo.